L'aria di Casta Diva, nella norma di Bellini cantata da Antonietta Meneghel, ma per tutti Toti Dal Monte. Soprano prediletta dal maestro Arturo Toscanini, nata a Mogliano 130 anni fa e scomparsa nella sua pieve di Soligo nel 1975. Una vita nell'arte canora, teatrale e cinematografica che lei stessa non ha esitato a definire meravigliosa e che la sua città d'adozione si appresta a celebrare con due eventi il 25 marzo e il 1 aprile. Un film sulla sua vita e un convegno di studi sulla vita tra pubblico e privato di questa straordinaria cantante. Perché è importante ricordare Totti Dal Monte? Perché Toti Del Monte è stata una figura fondamentale per il Novecento, il suo modo di cantare ha fatto scuola ed è sicuramente il soprano italiano più celebre tra le due guerre mondiali. Dal Conservatorio Veneziano alla Scala di Milano, la storia di una donna famosissima nel mondo quanto forse non adeguatamente conosciuta nella sua terra, soprattutto dalle giovani generazioni. Ecco il perché delle giornate di studio, indagando anche sul lato cinematografico della diva con il Carnevale di Venezia del 1939 di Cesco Baseggio, per arrivare al cameo preziosissimo nell'Anonimo veneziano del 1970 con un indimenticabile Enrico Maria Salerno. Un calendario molto fitto che va a ricordare i 130 anni dalla nascita di questa importante artista e che vogliamo far diventare, come lo è stato per Andrea Zanzotto, l'inizio di un percorso culturale di avvicinamento delle giovani generazioni, ma anche di ricordo di questa nostra importante concittadina. E ancora il lato enogastronomico, con la cantante che scopre il talento di quelli che saranno i grandi cuochi nella Marca, inventando lei stessa un piatto ancora oggi proposto in quelli che sono stati i suoi locali, ovvero la sogliola alla Toti. Uno spunto per la città dove Antonietta Meneghel è nata il 27 giugno del 1893. È vero che sciperete la sogliola alla Toti a Pieve di Soligo, anzi a Lino? Allora, non so se ci avventureremo nella sogliola, ma sicuramente lo spunto che Pieve di Soligo ci ha dato, cioè quello di aprirci al mondo dell'enogastronomia, ci solletica e per cui cercheremo sicuramente di andare a vedere le ricette e di provare a fare qualcosa o nei nostri ristoranti oppure attraverso la nostra Proloco, molto attenta a queste tematiche.